Da quell'828, quando le spoglie di San Marco in un modo un po' fortunoso sono arrivate in città, la città ha continuato a crescere e a vivere nel nome di San Marco. Sarà un pontificale carico di significati quello che il patriarca celebrerà domani a partire dalle 11 dalla Basilica Cattedrale di San Marco nel giorno della festa del Santo Patrono a Venezia. L'ottimismo della fede non diventi un ottimismo umano di maniera e perché l'ottimismo della fede diventi anche responsabilità. Una città molto provata, Venezia, in questi ultimi mesi, l'acqua granda del novembre scorso e adesso le settimane faticose del Covid-19. Celebrazione ancora a porte chiuse per il coronavirus, ma che le nostre reti, Antena 3 e Rete Veneta, trasmetteranno in diretta a partire dalle 11, un momento particolare per il quale il patriarca Francesco ha chiesto e ottenuto dalla Santa Sede la possibilità di concedere indulgenza plenaria anche a coloro che la seguiranno dalla televisione. E nei momenti di difficoltà il Signore parla e ci dice cose che in altri momenti noi non abbiamo l'attenzione di ascoltare. Questo è il mio augurio, che San Marco interceda perché come una volta lui ha scritto la buona notizia del Vangelo, adesso scriva nei nostri cuori la parola speranza, responsabilità e condivisione.